Presidente, giovani e impresa, questo è il grande tema di attualità, insomma, che affrontiamo. Secondo lei per i giovani di oggi è più difficile fare impresa? I giovani di oggi vogliono lavorare, vogliono fare impresa, vogliono creare, ma purtroppo non riescono da soli a vincere spesso questi loro obiettivi. Cosa si deve fare? Si deve introdurre delle materie nuove nelle scuole, per esempio quella che è la creatività, e spiegare a questi ragazzi come si deve gestire la creatività. Perché non basta avere un'idea, non basta aver creato, ma poi bisogna che questa idea funzioni, bisogna che questa idea uno si appropri tramite la proprietà intellettuale, di modo che questo giovane ha la soddisfazione di poter vendere se stesso. Il tessuto del nord-est, secondo lei, ha più opportunità, offre più opportunità per i giovani, oppure diciamo che un po' questa mancanza quasi di speranza, di fiducia nel futuro è generalizzata? Il nord-est ha avuto un grande sviluppo e lo avrà anche perché siamo un'area di confine sia con i paesi dell'est sia con i paesi con la Germania, che è il primo nostro importatore. Però io allargherei la sua domanda a tutta l'Italia. Noi in Geox, e qui lo dico a bocca aperta, abbiamo tanti ragazzi che vengono dal sud, dai paesi anche più rischiosi, quelli che leggiamo nei giornali, che sono ragazzi bravissimi. Allora ci chiediamo che cos'è questa Italia. Lo stesso vale anche per chi viene da oltre confine? Sì, perché chi viene da oltre confine viene pieno di buona volontà, perché innanzitutto deve ricrearsi la vita e noi dobbiamo aiutare lui per aiutarci noi.